Gentili signore e signori, l'informazione di Canal Furlan anche oggi è con voi. Notizie, servizi e approfondimenti dal Friuli. Questo è un luogo di accoglienza, di civiltà ed anche un presidio sanitario molto attrezzato dove si fanno controlli molto accurati. Lo ha detto la presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, visitando l'area della Croce Rossa a Palmanova, dove vengono accolti i profughi nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum. Dall'inizio dell'operazione in regione sono arrivate 3.000 persone, ora ne sono presenti 821, dunque oltre 2.000 hanno lasciato il territorio. I carabinieri del nucleo investigativo di Trieste hanno individuato in un centro all'ingrosso di Pradamano il fulcro della commercializzazione di merci di grandi marche contraffatte per il nord-est, la Slovenia e la Croazia. I militari hanno sequestrato 5.572 capi di abbigliamento e articoli di pelletteria per un valore di rivendita superiore al €1.000.000 e denunciato per ricettazione e commercio di prodotti contraffatti 13 cittadini cinesi attivi nella gestione del centro. È attesa a Trieste dopo Ferragosto la squadra dei RIS dei Carabinieri di Parma che dovrà cercare tracce nella stanza dell'anziano prete trovato ucciso lo scorso 25 aprile alla Casa del Clero del capoluogo giuliano. Secondo l'autopsia, la morte di Monsignor Giuseppe Rocco, 92 anni, è stata causata da strangolamento. I militari del nucleo investigativo avrebbero già ristretto il campo di indagine a una serie di ipotesi, tra cui quella di un omicidio provocato da un dissapore. Tutto pronto a Rivignano per Guarda che Stella, la kermesse enogastronomica e turistica del Ferragosto in programma da martedì 12 a venerdì 15 agosto nel cuore dello Stella, l'Agorà, la piazza della città friulana, come ci spiega il presidente della locale Proloco, Ferruccio Zoccolan. Siamo pronti, ormai la macchina organizzativa è partita, con domani sono su tutti gli stand dei vari ristoranti e per la Proloco ed è tutto pronto, insomma. Ecco. Senta, che novità ci sono in questa edizione? Diciamo che le novità un po' si ripetono in pratica, no? Perché diciamo che la nostra peculiarità è la ristorazione in pratica, no? È tutto puntato, diciamo, sui ristoranti, che anzi, se mi permetti, io vorrei anche elencarteli, perché così almeno la gente sa che ai ristoranti, se viene ai ristoranti, che ristoranti trova, che viene a Rivignano. Avremo il ristorante al Ferrarut, che è rinomato, un grandissimo ristorante della nostra zona. Abbiamo il ristorante al Morarat, abbiamo il ristorante il Gaucho Argentino, abbiamo il Principato di Aris, abbiamo il San Marco Vin Bar, che è di Dirolassa, adesso siamo tutto un comune, perciò fa parte sempre della nostra comunità, e il ristorante La Tarabana. Questi 6 ristoranti avranno tutti avranno, diciamo, tre portate, in pratica sono due salate e un dolce, e non ci sarà mai un doppione, cioè ogni ristorante ha le sue ricette, il suo menù diverso. In pratica uno con 6 ristoranti si trova un'infinità di scelta, perciò non può andare via senza aver cenato, insomma. Senti, quello che conta è tutto a chilometro zero. Tutto a chilometro zero, perché i ristoranti cercano di fare tutta roba, diciamo, locale, con ricette nostre, locali della zona, nel più possibile, insomma, ecco, quello sì. Ecco, anche i vini sono un po' nostri, della nostra zona, e abbiamo un po' di vini dal Collio, perché Che sono i migliori? Diciamo, sono buoni anche i nostri, dai, diciamo, sono buoni anche quelli della nostra zona, dai. Non diciamo che siamo sempre migliori solo quelli del Collio. Sono buoni tutti, dai, sono buoni anche i nostri. Senti, poi che novità ci saranno ancora? Abbiamo... invitare la gente, insomma, a partecipare. Allora, guarda, ogni sera abbiamo della musica diversa, te li posso elencare. Abbiamo l'apertura
Martedì apriamo con Nicky Patati, DJ Romeo e Baluner Chiarniel, che è un duo molto conosciuto, tanto sono anche miei amici. Dunque. Ecco, vedi, molto conosciuto, perciò si passerà un'ora allegra col Baluner Chiarniel, con le sue barzellette, le sue risate. Poi martedì abbiamo una bellissima orchestra che è la Lucky Band, no? Anche questa è un'orchestra molto, molto rinomata. Poi giovedì 14 abbiamo Cross Tapalut, ecco, tu forse li conoscerai, anche questo qua è un quartetto molto, molto, molto forte, molto, molto bravo. Mentre il 15 chiudiamo con i Nicola Straballo Band, è un gruppo di giovani fortissimi, molto, dico la verità, molto bravi. Li abbiamo avuti anche l'anno scorso, li abbiamo riconfermati proprio per la loro bravura. Senti, non resta che dire, insomma, partecipazione numerosa da parte di tutti. Io spero che ci sia tanta gente, il menù è allettante, il prezzo è ancora più allettante perché con 5 euro puoi mangiare. Puoi bere del buon vino, abbiamo un'ottima birra, quest'anno abbiamo anche una birra naturale fatta qui nella nostra zona. Io penso che Ferragosto e Ferragosto sono 2 giorni di ferie, se il cielo ci aiuta, che non ci mandi giù acquazzoni, che ce n'è stata abbastanza fino adesso, io spero di sì. Senti, qual è lo slogan della manifestazione di quest'anno? Lo slogan della manifestazione quest'anno non è che noi abbiamo uno slogan vero e proprio, mangiare bene e mangiare sano, questo è il nostro slogan. Allora possiamo dire mangiare bene, mangiare sano, venite a Rivignano. Venite a Rivignano, ecco, vedi che l'abbiamo fatto in diretta. L'abbiamo fatto in diretta il nostro slogan. Bene, ok, allora ricordiamo le date, 12, 13, 14 e 15 agosto. E 15 agosto. Chilometro zero assicurato. Chilometri zero assicurato, vi aspetto tutti a braccia aperte a Rivignano. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine hanno condotto controlli a Lignano Sabbiadoro contro il commercio di prodotti con marchi contraffatti. Sono stati sequestrati circa 2100 articoli e prodotti come borse, occhiali, asciugamani, braccialetti e giocattoli. Articoli di pelletteria erano abilmente contraffatti con noti marchi commerciali. Sono stati multati 29 soggetti, tutti stranieri di varie nazionalità. Getaway to Space, la mostra che porta alla Fiera di Udine per la prima volta in Europa l'avventura dell'uomo nello spazio, che ha toccato nei giorni scorsi quota 30.000 visitatori, rimarrà aperta anche per tutto il weekend di Ferragosto, compreso venerdì 15. La possibilità di visitare la straordinaria collezione della NASA si rinnova quindi per tutto il fine settimana a partire da domani con i giovedì lunari, che vedono un nuovo orario pomeridiano dalle 15 alle 19. Da venerdì a domenica la mostra sarà aperta con il consueto orario dalle 11 alle 19. Un'occasione per passare un Ferragosto diverso per le tante persone che rimarranno in città e per i tanti appassionati alla scoperta della storia dell'avventura spaziale attraverso un percorso fatto di memorabilia, riproduzioni di missili, stazioni spaziali, abbigliamento e accessori, particelle di meteoriti, simulatori e molto altro ancora. Un evento che sta riscontrando un crescente successo di pubblico, fatto che ha convinto gli organizzatori a prolungare la mostra fino a domenica 7 settembre. In uno dei suoi quotidiani sopralluoghi in giro con la sua bici per la città, l'architetto Ganis ha segnalato delle criticità in via Pieri. Cosa c'è nello specifico? In via Pieri c'è il parco dei divertimenti, ci sono le montagne russe, sia sulla strada che sul marciapiede. Veramente deve essere uno spasso per le mammine con la carrozzella o con i vecchietti con le loro carrozzelle tentare di raggiungere da via Gino di Pieri solo Viale Cadore, il tratto dove c'è la chiesa o ci sono dei negozi. Purtroppo queste situazioni non sono situazioni attuali, perché come si può vedere da Google, che è impietoso in queste cose, questi marciapiedi, almeno dal lato di Via Cadore, iniziano ad essere disestati già dal 2008 e i cavalletti si sono
ben dal 2011, perciò vuol dire che qui c'è qualcosa che non funziona all'interno o degli uffici tecnici o dell'amministrazione. In questo tratto di via Pieri veramente è totalmente pericoloso, dovrebbe essere chiuso al traffico, il marciapiede dovrebbe essere interdetto e anche il tratto stradale, perché è fortemente sconnesso anche il manto stradale. Le bici dove passano? C'è una ciclabile in via Pieri? No, in via Pieri la ciclabile non c'è, ma non è neanche necessaria, diciamo, solo che le biciclette dov'è che corrono generalmente? Vicino al marciapiede, sul lato destro della carreggiata, e lì si trovano tutta la strada sconnessa, perciò anche le biciclette sono costrette a percorrere il centro della strada, con tutti i limiti, non tanto ad essere investiti, che le macchine non è che qui riescono a correre tanto, però intralciano il traffico, perché una bicicletta al centro della strada rallenta sensibilmente il traffico. Lei ha denunciato recentemente all'amministrazione comunale udinese una situazione di forte degrado in via Brigata Re. Per quale motivo? Perché passando di qua e anche su segnalazione di alcuni residenti ho visto che per esempio tutte le erbacce che crescono sulla muraglia dell'ex caserma Osoppo innanzitutto rendono invisibile lo stop che è situato proprio qui, e poi dall'altra parte della carreggiata ci sono degli bidoni, dei contenitori, delle immondizie che sono posizionati proprio vicino all'incrocio con via delle Acque e quando le automobili entrano in via Brigata Re chiaramente creano un pericolo per chi va a depositare le immondizie. Poi quest'area è transennata da anni, è una situazione di degrado anche per gli abitanti che appunto risiedono qua di fronte. Queste transenne non sono per niente ben accette, insomma il comune dovrebbe fare qualcosa per risistemare questa caserma. Oltre al lato estetico c'è il lato della sicurezza, lei ha evidenziato. Sì, appunto perché ritornando ai contenitori dei rifiuti non possono essere posizionati su una curva e quindi rendere pericoloso per i residenti il deposito dei rifiuti stessi. Ecco. Ma la caserma invece ha da poco subito un crollo relativamente al tetto. Sì, è stato riportato sui quotidiani locali e credo che il crollo sia dovuto ad una mancata manutenzione, non tanto alle continue piogge, perché se si fa manutenzione certi episodi non si verificano. Poi c'è da notare che all'interno della caserma crescono cespugli, alberi, insomma c'è di tutto all'interno, quindi si crea anche una situazione igienico-sanitaria poco favorevole ai cittadini. Qui ci sono ratti, è stata chiesta anche una deratizzazione e nessuno è intervenuto. Quindi qua ci deve mettere mano il comune, credo. Mancano i marciapiedi, segnalavano alcuni residenti di via delle Acque. Sì, anche lì questa strada che è perpendicolare a via Brigata Re, appunto in questa strada mancano i marciapiedi, crescono le erbacce, ci sono delle buche molto pericolose per i bambini che vanno in bicicletta, quindi qualcuno, chi di competenza deve assolutamente intervenire e anche subito, direi. L'Unione Triestina, oggi milita in Serie D, è stata ceduta al costruttore romano Romeo Di Piero. Il contratto preliminare è stato firmato, mentre il definitivo sarà firmato il 30 settembre prossimo, dopo un'analisi sulla situazione societaria. Di Piero e Marco Pontrelli, già consulente tecnico della società, hanno già preso il controllo della stessa all'ex presidente Hamdi Mehmeti e dell'ex amministratore delegato Pierre Mbok. Previsioni del tempo per giovedì 14 agosto. Di primo mattino saranno possibili residue piogge temporalesche, specie ad est. In giornata variabilità con schiarite ma anche qualche ulteriore rovescio, anche temporalesco. Al mattino potrà soffiare borino su pianura e costa. Il nostro gruppo mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione, un'occasione da non perdere. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso.
Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. L'informazione per oggi su Canal Furlan termina qui. Come sempre, grazie per l'ascolto, alla prossima.